355 milioni a rischio nel settore agricolo al mondo artigiano che già chiede contributi a fondo perduto. La Marca, provincia più colpita dai dazi USA nel giorno del crollo delle borse. Il commento del premio Nobel per l'economia Krugman, pazzia americana. Dopo il blitz dei carabinieri in via Manin, nuova operazione antidroga con Eliano, stavolta della polizia. Il blitz in una sala scommesse. Non si dà pace. Maria Rosaria Santoro, che a Treviso è rimasta vittima di 2 finti tecnici del gas, rubati gioielli e orologi per 20.000 euro. Tentato omicidio di Chiarano, il 52enne che ha sparato al genero davanti a un bar ha chiesto di essere sentito dalla PM per spiegare il gesto che l'ha portato in carcere. Regionali, da Padova il leader di Azione rilancia l'asse dei moderati e si rivolge alla Liga Veneta, e questo nelle ore in cui si registra un nuovo caso Zaia, che domenica sarà al Vinitaly e non a Firenze per l'incoronazione di Salvini a segretario. Proroga del voto alla primavera 2026, a chiederla a sorpresa è anche Andrea Crisanti, senatore del Partito Democratico, l'ha fatto ieri sera a Ring. Il tema della sicurezza stradale, l'Istituto Cerletti a Piamondio d'Erzo, a salire in cattedra i sindaci dei comuni trevigiani e veneziani attraversati dal tratto maledetto della 4. Pet therapy al Cafoncerno, reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso, una squadra di cagnolini porta sollievo e serenità ai piccoli pazienti. Rugby, domani pomeriggio alle 16, la sfida all'eliminazione diretta negli ottavi di Champions Cup. Il Benetton, mai arrivato così avanti nella competizione continentale, cerca la storia contro i francesi del Castro. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque ancora in primo piano. L'incubo dei dazi, si continuano a fare i conti e i conti sono pessimi, nerissimi per la Marca trevigiana, soprattutto nel settore agroalimentare e ovviamente vitivinicolo. Secondo la CIA la provincia più colpita in tutto il Veneto, e nel giorno in cui crollano le borse è intervenuto anche a Padova il premio Nobel americano per l'economia Paul Krugman, con frasi e parole che non lasciano spazio a equivoci. Le colline del Prosecco, con il loro vino stimato in tutto il mondo, sono le vittime principali dei dazi voluti da Donald Trump. È la provincia di Treviso, con 355 milioni di euro, costituiti soprattutto dalla produzione vinicola, la provincia veneta più esposta alle misure economiche del presidente americano, secondo i dati elaborati dalla CIA Agricoltori Italiani. L'agroalimentare della Marca rappresenta il 19% del totale dell'export verso gli Stati Uniti ed è il più alto in termini assoluti tra le province del Veneto. Dopo Treviso è la provincia di Verona, spinta anche lei dalla produzione vitivinicola, a perdere. Seguono Venezia e Padova. Dazi che stanno facendo tremare le categorie economiche, che perfino il premio Nobel americano per l'economia Paul Krugman ha definito crazy, pazzi. Penso che sia un folle, che il nostro presidente sia folle. L'America ha impiegato 90 anni per costruire un sistema di rapporti commerciali internazionali e Trump ha gettato tutto all'aria. Krugman, a Padova per un convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Architetti, non ha usato mezze parole per definire anche le conseguenze dei dazi. È una politica impopolare, ma noi abbiamo un sistema presidenziale e il comandante in campo ha una libertà quasi illimitata nell'imporre i dazi, quindi se Trump ammettesse l'errore, cosa che lui non fa di solito, questa cosa non cambierà presto. Così ha concluso Krugman, lasciando poche speranze su un possibile cambio di rotta del presidente. E poi c'è il mondo dell'artigianato, il mondo industriale. Dagli artigiani già un appello diretto al governo per una iniezione di liquidità nell'immediato. Noi chiediamo in questo momento di aiutare le imprese e non abbandonarle a se stesse, quindi se c'è la necessità di iniezione di liquidità per sostenere le imprese sane, quelle che sono presenti sul mercato e che hanno momenti di difficoltà, questo noi quello che chiediamo al governo. Per una situazione emergenziale servono misure straordinarie. Nel giorno in cui crolla Piazza Affari, un tonfo così non si vedeva dall'11 settembre, l'economia trevigiana lancia un appello forte alla politica e parla espressamente di contributi diretti anche a fondo perduto. Dopo le mosse di Washington sui dazi, non è il momento dell'austerity. Anche la Germania negli ultimi tempi sta generando deficit senza preoccuparsi molto del mercato comune europeo. Questa è un'emergenza
è un'emergenza molto grave. Treviso è la seconda provincia veneta per export verso gli USA. Nel 2024 il record con 1 miliardo e 343 milioni di euro, circa 65 milioni in più rispetto all'anno precedente, e non è solo il fattore prosecco, anzi se si guarda all'agroalimentare. Ma anche altri prodotti alimentari, anche la pasta per quanto ci riguarda è un prodotto importante per noi. Alla voce degli artigiani si alterna quella degli industriali, con Paola Carron che dice chiaramente come il sistema paese non possa permettersi uno scontro commerciale, legno, arredo, moda, calzature, i comparti più esposti, ma nei giorni in cui si guarda la Casa Bianca da Confindustria Veneto Est, l'invito a non dimenticarsi della Cina, che di queste tensioni potrebbe approfittare ulteriormente per rafforzarsi. Liberare investimenti e snellire la burocrazia, fa intendere Carron, è la prima mossa per non soccombere nel breve e medio periodo. La cronaca adesso è stata una settimana di controlli, lo sappiamo, a Conegliano nel mirino delle forze dell'ordine. Dopo il blitz antidroga, l'operazione antidroga dei carabinieri inizio settimana in via Manin, nuova operazione questa volta della polizia nel mirino, un centro scommesse. Molto strani, molto ambigui, anche credo che più di una volta siano arrivate le forze dell'ordine per dare un'occhiata a quello che stava succedendo qui dentro. Stupiti? No, assolutamente. Soddisfatti? Sicuramente sì. Che fosse diventato un luogo mal frequentato se ne erano accorti in tanti a Conegliano. Ora i sospetti sono diventati certezza dopo che la questura ha sospeso per una settimana la licenza al centro scommesse di Piazza 4 Novembre, diventato market dello spaccio per cocaina ed eroina. A smerciarle in particolare 2 stranieri di 32 e 37 anni che qui facevano base fissa, come illustrato anche nel provvedimento del questore Alessandra Simone. Ignaro di tutto risulterebbe il titolare dell'attività. Sicuramente molti extracomunitari, di tutti i tipi, di tutte le sorti. Anche qualche italiano, ovviamente. L'operazione condotta dal commissariato affiancato dal nucleo di polizia amministrativa è andata in porto a 72 ore dal blitz dei carabinieri che ha consentito lo smantellamento di una centrale di spaccio in via Manin, sempre a Conegliano. 2 operazioni molto importanti per noi, ci danno soddisfazione perché il controllo del territorio si dimostra capillare. Tra l'altro questa chiusura è una chiusura che non va contro il proprietario ma va contro ciò che succedeva in questo locale, uno spaccio che ormai era abbastanza noto. Il problema è come sempre ricostruire con le indagini per cercare di arrivare a colpire non solamente l'ultimo tassello ma cercare di bloccare lo spaccio. Gina Poles è titolare da quasi 30 anni di un'osteria proprio in Piazza 4 Novembre. Qui dice la situazione è tutto sommato tranquilla, l'installazione di diverse telecamere ha avuto un effetto deterrente, il tema sicurezza piuttosto riguarda l'intera città. La sicurezza purtroppo, cioè le carceri sono pieni, perciò vengono presi, messi fuori, cioè non c'è sicurezza. Secondo me per i giovani di sera e di notte non è un bel... mi faccio accompagnare in macchina quando esco fuori di sera tardi. Poi ripeto, per quanto fanno i miei ragazzi, polizia, carabinieri, anche il nostro sindaco, cioè è una cosa secondo me non è controllabile, no. A proposito del blitz dei carabinieri di martedì in via Manin, oggi si è difesa la 33enne di origini ghanese finita in manette in quella operazione dicendo che la droga non è mia, ho fatto un piacere ad alcuni conoscenti e parte dei soldi ritrovati sono di mia proprietà. Ricordiamo che nel suo appartamento sono state trovate 180 dosi di cocaina, 189 di eroina, 34 di marijuana, 5 di hashish, oltre a materiale di confezionamento, bilancini di precisione e 47.500 euro in contanti. Assistita dal suo difensore, l'avvocato Luigi Veroi, la donna ha detto al giudice: ho fatto uno sbaglio, alcuni conoscenti mi hanno chiesto di tenere la droga e l'uso dell'appartamento, ma io non sono una spacciatrice, né ho mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Lo stesso vale per il denaro, di cui circa 30.000 euro sono miei e sono derivanti dalla mia attività come badante, così ha detto la donna. Il legale ha richiesto un alleggerimento della misura cautelare anche per consentire alla donna di continuare a lavorare. Il pubblico ministero invece ha chiesto che venga confermata la sua permanenza nel penitenziario di Venezia. Il GIP si è riservato la decisione. E poi ancora controlli, ma stavolta la polizia locale di Castelfranco, battuti a tappeto il centro storico, Treville e anche la zona del Foro Boario.
Nei giorni scorsi era riuscito a scappare durante un inseguimento con la polizia locale che l'aveva fermato in pieno centro a Castelfranco. L'uomo, pregiudicato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale, è stato intercettato mercoledì dai vigili che l'hanno bloccato. Quello del 2 aprile è stato un pomeriggio di controlli a tappeto da parte della polizia locale di Castelfranco, con i vigili in azione in centro storico ma anche nella zona del Foro Boario e di Traville. Controllata un'ottantina di veicoli, 5 le patenti ritirate, una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza ed una fermata per guida senza casco. Le sanzioni più gravi hanno riguardato l'utilizzo del telefono cellulare alla guida, con conseguente ritiro immediato della patente ai fini della sospensione. Si tratta di un fenomeno che, nonostante l'inasprimento delle sanzioni previsto dal nuovo codice della strada, continua ad essere diffuso. I controlli della polizia locale hanno interessato anche il Foro Boario, dove in passato c'erano stati dei furti con rottura dei finestrini delle auto in sosta, e a Traville, dove i residenti lamentano eccessi di velocità lungo il rettilineo che fiancheggia la pista ciclabile del quartiere. Il tentato omicidio di Chiarano, oggi Alex Lucchesi, il 52enne che ha sparato al genero Gregory davanti a un bar, lo ricorderete, ha chiesto e ottenuto di essere sentito dal PM. Mi umiliava con tutta la famiglia, mi provocava quotidianamente. Così Alex Lucchesi, il 52enne che ha sparato un colpo di pistola alla schiena del genero, si è giustificato davanti al magistrato. L'uomo è in carcere a Venezia per tentato omicidio. Nei giorni scorsi era stato ricoverato in ospedale per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Ora è tornato in cella ed ha voluto parlare con il pubblico ministero Giulio Caprarola, raccontando la sua verità. Tra il genero e Lucchesi da tempo c'erano dissapori. La sera prima del fatto di sangue, tra i due c'era stato una brutta lite. Quella sera mio genero mi ha picchiato, ero esasperato. Ha ammesso che il 24 febbraio si è recato al bar nel cuore di Chiarano armato di una pistola. Dovevamo incontrarci per parlare e chiarire, ha continuato. Poi, quando è arrivato e lo ha visto, ha estratto la pistola ed ha fatto fuoco. Ha ammesso sostanzialmente tutto Lucchesi, che dopo aver colpito il genero è scappato. Una fuga durata poco. Prima aveva consegnato l'arma alla fidanzata del figlio, che era stata fermata mentre si trovava in auto e per questo arrestata. Poi aveva girovagato sempre nel veneziano. Aveva preso un treno per Mestre, sua città natale, poi era andato a Ceggia per chiedere aiuto alla figlia più giovane, che però non gli aveva neppure risposto al campanello. Poco dopo l'uomo, ricercato dai carabinieri, è stato rintracciato ed arrestato. Il difensore del 52enne, l'avvocato Giorgio Pietramala, ha già chiesto gli arresti domiciliari, soprattutto per le sue condizioni fisiche. Nell'interrogatorio con il magistrato ha anche spiegato della lite del giorno prima. A casa del genero erano state trovate a terra dei bossoli. E di questo però ha sempre sostenuto di non saperne nulla, che in quell'occasione non è esploso nessun colpo, ma che era stato il genero a mettergli le mani addosso fino alla mattina del giorno dopo, quando Lucchesi è arrivato davanti al bar e senza dire una parola gli ha sparato. A Treviso adesso per parlare di truffe con una donna che non si dà pace perché dice sono sempre stata molto attenta, ma di fatto 2 finti tecnici del gas l'hanno derubata di 20.000 euro. Non apro neanche se vedo la polizia che mi mostra il tesserino, pensi un po'. Quindi mi hanno abbindolata bene. Io non apro, sono attentissima, guardi, ma molto attenta. Non mi fido di nessuno, neanche quasi di me stessa. Per cui vuol dire che proprio non lo so. Non riesce a capacitarsi di quanto successo Maria Rosaria Santoro, vittima di un vero e proprio raggiro messo in scena da 2 finti tecnici del gas entrati in azione in un condominio a ridosso della Feltrina alle porte di Treviso. La signora incontra la coppia di delinquenti fuori dalla porta di casa, indossano giubbe gialle, parlano un italiano corretto. Io stavo aprendo, uno me lo sono trovata alle spalle, l'altro è arrivato in un secondo tempo, il complice. E che cosa le hanno detto? Niente, che doveva controllare anche lui i termosifoni. Che c'era una perdita? Che c'era una perdita sotto e che se no saltava tutto. Difatti quando ho visto l'acqua per terra un termosifone ho detto ma cosa succede? Dice ha visto che è scoppiato uno. I 2 fanno finta di controllare ogni angolo dell'appartamento con una sorta di laser alla ricerca di altre perdite d'acqua. Dicono che lo strumento non funziona perché la donna ha addosso troppi metalli, da qui la richiesta di metterli sigillati in una busta. Alla fine però, perché prima me l'hanno fatto credere, andavano in giro a controllare, apre il rubinetto, l'acqua calda, l'acqua fredda. Sì, non è che all'inizio mi hanno detto metta la roba in busta. E quando è che gliel'hanno detto? Alla fine, dopo 15-20 minuti, c'erano bracciali, anelli, orologio d'oro, collana, orecchini. Ci sono quindi i ricordi di una vita, tra cui la fede della madre. Di quanto parliamo? Di tanto. Comprarli nuovi sicuramente 20.000 euro.
Quando la busta le viene strappata di mano, tutto è chiaro nella sua gravità, ma è troppo tardi. Li ho rincorsi, non si sa neanche da che parte siano scappati. Lei li ha rincorsi giù per le scale? Sì, spariti, tutti e due. Spariti. Le urla mettono in allarme l'intero condominio. Io ho solo sentito la signora che urlava per le scale, aiuto, e sono uscito fuori dal mio appartamento, ma i ragazzi presunti, secondo la signora, sono scappati. Io non ho fatto in tempo a vedere. Visto questo qui, tra Monigo e San Liberale, sono due quartieri, diciamo, codice rosso vogliamo chiamarlo, chiamiamolo come vogliamo, che tra stranieri, extracomunitari, gente poco raccomandabile, cioè a volte invivibile. L'episodio è stato denunciato alla polizia. Maria Rosaria non si dà pace. È un attimo, no? Perché poi sono molto incalzanti, insistenti, non ti danno neanche il tempo di rendertene conto, no? Sono preparatissimi per quello. Lei adesso come sta, signora? È riuscita a dormire qualcosa? Come devo stare? Devo rassegnarmi perché sennò non voglio neanche pensarci, purtroppo. E va in direzione anche di una maggiore sicurezza, oltre ovviamente all'obiettivo di un maggiore efficientamento energetico e quindi anche di risparmio, il piano della nuova illuminazione pubblica presentato oggi a Treviso con 13.000 lampade a LED in arrivo. Oggi diamo una nuova luce al comune di Treviso, più un luogo illuminato più è sicuro. Sono le parole del sindaco in merito all'iniziativa in collaborazione con l'impresa per l'illuminazione pubblica A2A, progetto che mira non solo a migliorare la qualità dell'illuminazione, ma soprattutto a mantenere la sicurezza di strade, quartieri e aree pubbliche. È prevista l'installazione di oltre 13.000 lampade a LED che ridurranno i consumi energetici del 58%, contribuendo anche alla sostenibilità della città. Con i soldi che il comune risparmia ha potuto finanziare il rifacimento degli impianti, quindi gli impianti che hanno provocato dei guasti anche negli ultimi mesi, delle cabine serie, sono una tecnologia di illuminazione pubblica piuttosto antiquata. Un'innovazione con un sistema smart in grado di regolare il flusso luminoso durante le ore notturne in base alla quantità di persone presenti, migliorando ulteriormente il risparmio energetico. L'importo complessivo dell'intervento per il comune di Treviso è di 25 milioni di euro nei 15 anni. Un importante traguardo e soprattutto un percorso di crescita per la comunità. I lavori iniziati nel mese di marzo saranno completati entro l'estate 2026. E poi c'è il cantiere della stazione con una novità: lunedì si completerà lo spostamento temporaneo delle aree di servizio per la mobilità attualmente posizionate a ovest del piazzale della stazione ferroviaria nell'ambito dei lavori di riqualificazione del contesto. In particolare l'area di sosta dei taxi sarà posizionata all'inizio di Metro Park Stazione con accesso diretto dal piazzale, mentre la sosta breve sarà consentita nella restante area Metro Park con accesso da Viale Trento Trieste e nei primi stalli di Via Pinelli in prossimità delle campate del Cavalca Ferrovia. Le indicazioni saranno comunque fornite anche sul posto a mezzo della specifica segnaletica. Tutto questo da lunedì. E sempre in città c'è fermento, c'è polemica, c'è stata polemica in questi giorni per i rincari dell'ultima bolletta per l'asporto rifiuti, il fermento tra baristi e ristoratori, con però la rassicurazione di oggi del sindaco Mario Conte. L'ultima bolletta dell'asporto rifiuti ha riservato per diversi esercenti trevigiani un'amara sorpresa, un incremento del totale da pagare rincarato dal 15 fino al 30%, un salasso che ha portato ad una levata di scudi di baristi e ristoratori allarmati per le possibili ricadute anche sui prezzi finali ai clienti. In realtà il Consorzio Priula precisa che non si tratta di aumenti delle tariffe, bensì di un conguaglio per agevolazioni che erano state concesse nel periodo Covid, concetto ribadito dal sindaco Conte, che assieme ad altri sindaci del bacino aveva già a suo tempo chiesto a Contarina il congelamento delle tariffe. Delle 27.000 utenze servite dal bacino Priula c'è stato un problema per circa 300 utenze all'interno del bacino che hanno visto un conguaglio fondamentalmente dei fondi Covid che è sembrato un aumento in bolletta e un aumento delle tariffe, cosa che non è, quindi nessun aumento in bolletta. Se poi ci sono delle situazioni puntuali che devono essere chiarite o verificate, invito gli utenti o attraverso le associazioni di categoria o attraverso Contarina stessa a vedere la congruità della bolletta che è arrivata. Però posso garantire che non sono state aumentate le tariffe e tra l'altro non sono nemmeno previsti aumenti.
E a Mario Conte, sindaco Mario Conte, amministratore, uomo della Lega, strizza l'occhio il segretario di Azione, leader di Azione Carlo Calenda, oggi in Veneto, a Padova, in particolare per il congresso regionale. Una Calenda che torna insomma a rilanciare l'ipotesi e l'asse dei moderati per le regionali, guarda a Conte, guarda anche a Zaia, mentre proprio in queste ore, alla vigilia del congresso federale e a 2 giorni dal Vinitaly, si registra un nuovo caso, Zaia. La Lega in Veneto è un po' la tradizione del Veneto bianco, quindi credo che tutti insieme dobbiamo cercare di fare un'operazione politica. Ecco, io auspico che Zaia faccia questo passo avanti, che non è un passo indietro, a lavorare alla costruzione di una grande operazione politica di responsabili volenterosi che affrontino quello che sta arrivando, che purtroppo è molto pesante, in modo intelligente, moderato ma intelligente. Non c'è ambiguità nelle parole del leader di Azione Carlo Calenda, che a Padova per la direzione nazionale del partito lancia di fatto l'asse dei moderati e guarda la Lega Liga Veneta. Calenda ricorda che Azione già governa alcuni comuni veneti con i leghisti, poi fa un nome su tutti, quello di Mario Conte, quasi una sorta di investitura in vista delle prossime regionali. Noi abbiamo un buon rapporto anche a Treviso, dove non governiamo con il sindaco, ma con cui abbiamo un buon rapporto, una persona, ripeto, moderata, onesta, è molto diversa la Lega qui da quella di Salvini che urla, coi treni che si fermano, dice una cosa un giorno, dice che i dazi vanno bene. Cioè sono proprio cose che secondo me viste da fuori sembrano incompatibili. Ci sarebbero quindi 2 leghe e Calenda parla quella autenticamente veneta, e questo nelle ore che precedono il congresso federale di Firenze, con Luca Zaia che non sarà presente alla giornata clou di domenica, quando il leader Salvini sarà incoronato, salvo colpi di scena, nuovamente segretario, con la variabile Vannacci dato per vice. Zaia sarà infatti al Vinitaly, smorza in retroscena, ma già farlo è una sorta di indizio, lo stesso Mario Conte. E ben fa se sacrifica un momento di confronto interno per stare con coloro che in questo momento cercano dei punti di riferimento credibili, quale è il presidente Zaia. Però siccome sabato mi risulta che sarà presente al congresso, io credo che non ci sia nessun caso Zaia, noi saremo presenti e io in modo particolare sarò presente sabato e domenica a Firenze, ci ricompatteremo, ci confronteremo, se sarà da chiarire alcuni punti li chiariremo, però l'importante è che poi da lunedì mattina si parte con energia nuova e con voglia nuova di servire la comunità, interpretando al meglio quelle che sono le sue esigenze. Già, e intanto quando ci saranno le elezioni regionali, autunno oppure primavera, ormai il dibattito è aperto. Come sapete il PD, in particolare il centro-sinistra, ma il PD in particolare è contrario alla proroga per Zaia, insomma la proroga fino a maggio 2026, però c'è una voce discordante proprio nel Partito Democratico, quella del senatore Andrea Crisanti, ieri sera a Ring. Sentite. È forse tardi per organizzare un'alternativa di centrosinistra come la vedrei io, come la programmerei io, che è una cosa diversa. E quindi si auspica che si spostino le elezioni al 2026 o cosa? Ma guardi, io penso che se si spostano le elezioni al 2026 questo darebbe più tempo alla coalizione di centrosinistra per definire un candidato e dare al candidato l'opportunità di fare esattamente quello che ho detto. Qui c'è da visitare centinaia di posti. Serve tempo, più tempo, per programmare elezioni che siano almeno contendibili. Ospite di Ferdinando Avarino a Ring, Andrea Crisanti va ancora una volta controcorrente rispetto alla linea del Partito Democratico, che più volte in queste settimane ha bocciato l'idea di una proroga del voto regionale dall'autunno di quest'anno alla primavera del 2026, ipotesi messa sul tavolo dallo stesso Luca Zaia e di fatto supportata dal ministro all'interno Piantedosi in una recente visita proprio a Palazzo Balbi, dimostrazione pratica di eterogenesi dei fini applicata all'ambito politico. Mancano 3 mesi a giugno, ancora stiamo tutti in attesa della sentenza per De Luca, ci sta poi a luglio e agosto, non si combina niente, ma lei pensa che settembre-ottobre è un tempo sufficiente per fare questa azione? Io penso di no. Cioè, a me le elezioni mi piace vincerle. Già vincerle, perché Crisanti torna a dichiararsi disponibile per guidare un'eventuale coalizione di centrosinistra che punti su sanità pubblica, lotta al consumo di suolo, politiche sociali, e questo mentre il tempo scorre. Penso che per vincere c'è bisogno di più tempo, perché stiamo in salita.
Allora, se poi vogliamo fare una campagna di limitazione danni, questo è un altro discorso. Ma se si può vincere, a mio avviso, se le elezioni vengono rimandate è meglio. Vedremo se questo troverà qualche eco nel Partito Democratico o nel centro-sinistra. Noi adesso andiamo in pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Il tema della sicurezza stradale al centro dell'incontro che ha visto all'Istituto Cerletti di Piavondi Oderzo salire in cattedra i sindaci trevigiani e veneziani dei comuni attraversati dal cosiddetto tratto maledetto della A4. Abbiamo spiegato, i sindaci hanno spiegato quanto è importante l'attenzione per tutto quello che fanno, l'attenzione alla guida per evitare il peggio che molte volte purtroppo dobbiamo andare noi amministratori a raccontare, a dire, a portare la notizia ai genitori, è quello che non vogliamo più fare. Sono saliti in cattedra tutti insieme per la prima volta i sindaci dell'asse della A4 in Veneto Orientale davanti agli studenti del Cerletti di Piavondi Oderzo per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale. Una scuola colpita lo scorso ottobre dalla morte in seguito ad un incidente stradale di un suo studente, Davide Lorenzon, e proprio perché tragedie come questa non si ripetano più, i sindaci assieme ad Autostrade Alto Adriatico hanno voluto coinvolgere i ragazzi affinché diventino testimonial di un messaggio chiaro. Per noi sindaci è fondamentale importanza arrivare ai giovani e poter insieme a loro costruire la sicurezza del futuro, quindi non basta solo sistemare le strade e usare appunto le risorse comunali per mettere a posto le nostre strade, ma anche fare squadra con i ragazzi e fare educazione a scuola. L'importanza è sempre ricordare a questi ragazzi che la sicurezza è anche la nostra attenzione alla guida, perché una disattenzione può essere fatale non solo per noi ma anche per gli altri. Un territorio questo attraversato dalla A4 nel tristemente noto tratto maledetto che sente fortemente la questione della sicurezza. Lo sentiamo molto, io sono stata anche parlamentare, ho lottato per sbloccare la terza corsia, è stato un lavoro importante fatto da tutti i sindaci del territorio e finalmente questa cosa è successa e sta andando avanti, il bando in piedi e si procede. Quindi ringrazio della massima collaborazione, però l'importante è trasmettere ai ragazzi il fatto che l'attenzione non va mai dispersa. Come città siamo direttamente interessati anche all'asse viario, naturalmente autostradale. Ricordo solo ieri che ad esempio dopo un incidente, al di là dell'incidente, la stradone era intasata di auto, perché quando chiudono l'autostrada tutto il traffico viene dirottato verso San Donà. E noi come amministrazione stiamo facendo nel limite il possibile nella sistemazione delle strade, possiamo fare piste ciclabili, tutto, però come dicevo prima è tutto alla consapevolezza soprattutto dei giovani, ma di tutti, io dicevo prima, del valore della vita. Nell'ultimo semestre gli incidenti sono diminuiti passando da 53 a 38, i lavori per la terza corsia procedono, ma l'intervento sull'infrastruttura non basta. Oltre l'80% degli incidenti che accadono per disattenzione e oggi siamo qui perché vuol dire che il fattore su cui dobbiamo investire è la cultura della sicurezza stradale. Pensate che solo il 5% degli incidenti succedono nella rete autostradale, tutto il resto, il 75% urbani, 25% in quelli extraurbani. Pertanto comunque quel 5% noi ovviamente il nostro obiettivo è di azzerarlo. A proposito di scuola, il questionario ministeriale ai docenti sulle nuove indicazioni nazionali continua a sollevare critiche per la mancanza di trasparenza nelle domande. Questo documento, queste indicazioni sovrappongono un cappello che è l'identità italiana, l'identità come forma di cittadinanza, cioè un mondo ristretto, un mondo chiuso in se stesso, quando il mondo è molto più ampio e i bambini e bambine, ragazzi e ragazze hanno bisogno di conoscere il mondo, di conoscere la realtà, non solo la propria piccola specifica identità. Il questionario inviato dal Ministero dell'Istruzione ai docenti italiani per raccogliere opinioni sulle nuove indicazioni nazionali ha scatenato un acceso dibattito, criticato da pedagogisti, sindacati e opposizione per la formulazione delle domande giudicate poco trasparenti e incapaci di accogliere giudizi negativi. Il questionario è stato definito da alcuni come uno strumento per confermare le tesi ministeriali. Non si parla più di sumeri e cose di
le varie civiltà e si parla soltanto di narrare ai bambini addirittura di seconda come in pratica si è costituito la nostra nazione, il nostro Stato. Cioè si parla di Italia. E questo è chiaramente un indizio di tipo ideologico che viene dal Ministero. In risposta alle polemiche, il ministro Giuseppe Valditara ha aperto una casella email per raccogliere osservazioni e suggerimenti. Una mossa accolta positivamente dal sindacato Gilda, che vede in questa iniziativa un passo verso un confronto democratico. Tuttavia, la FLC, CGIL e i Cobas rimangono critici, giudicando insufficiente l'apertura del ministro e invitando i docenti a boicottare il questionario. Le scuole devono reagire, devono far leva su quelle che sono le buone pratiche che nel tempo sono state costruite. Una scuola della ricerca, una scuola dell'autonomia, una scuola della conoscenza della realtà, non di un mondo ristretto. Noi pensiamo che le scuole non debbano assolutamente compilare il questionario che il Ministero ha inviato. È un questionario chiuso, non scientifico, che prevede solo delle risposte precostituite. Adesso andiamo all'ospedale Cafoncello di Treviso per parlare di pet therapy. Lei è Rosa, una cagnolina di razza Papillon. Insieme a Panda, Savana, Cori, Heidi, Eris e Aria forma un gruppo di dolci amici a quattro zampe che, sotto la guida attenta dei loro conduttori, percorrono con entusiasmo il reparto di pediatria dell'ospedale Cafoncello, portando sollievo, allegria e gioia ai bambini ricoverati. E quindi dare loro serenità, dare loro amore, detendere l'ansia che possono avere perché stanno in ospedale, e quindi è bellissimo poter coccolare i cani e sapere che questi veramente portano un beneficio ai piccoli pazienti. Un supporto che va ben oltre il semplice conforto, una vera e propria terapia capace di alleviare ansie e preoccupazioni, contribuendo al benessere emotivo dei pazienti. Ci sono proprio degli indici bioumorali di miglioramento, si abbassano gli ormoni dello stress, okay? Il cortisolo, aumentano gli ormoni che fanno bene, le endorfine, la dopamina, quindi non solo ludico, che è importante, non solo compagnia, che è molto importante, ma proprio una vera e propria terapia che permette di curare al meglio i pazienti. Un'esperienza preziosa che il direttore generale Francesco Benazzi desidera estendere ad altri reparti grazie al supporto dell'Associazione di Volontariato per la lotta alle leucemie. Ho chiesto ovviamente a loro di poter fare questo sforzo e andare anche in geriatria dei pazienti anziani soli, perché anche questo può aiutare veramente a superare la depressione nel paziente anziano. Noi siamo felicissimi, se questo progetto poi potrà essere rivolto anche ai persone anziane, tanto meglio, noi saremo anche disposti a collaborare con loro. Grande festa oggi del personale di ISRA, la casa albergo Salce, per i 100 anni di Caterina Schiavuta. La presenza del sindaco Mario Contro, vediamo, e del presidente dell'ISRA Mauro Michelona. Affermare che per ISRA questo sia l'insolito centenario di Cesarina Schiavuta, scrive Lente, non è, come si potrebbe pensare, una buttata, anzi tutt'altro, perché la signora Cesarina per 15 anni è stata direttrice della sede da Rosa Zalivani, per poi passare, dopo l'apertura del 1972, proprio alla direzione di Casa Albergo Salce. Festeggiare i 100 anni di Cesarina Schiavuta equivale quindi a ricordare una parte importante dell'ente che per la donna è stato ed è una seconda famiglia alla quale è ancora molto legata. Quindi tanti auguri a Cesarina per i suoi 100 anni, una festa dunque all'ISRA, e chissà se domani sarà una festa in Francia per il Benetton Rugby. Domani alle 16 la sfida eliminazione diretta negli ottavi di Champions Cup, quindi United Rugby Championship per un attimo in pausa, ma c'è la Coppa, c'è la Champions Cup. Il Benetton, che non era mai arrivato così avanti nella competizione continentale, cerca la storia contro i francesi del Castres. Tornano titolari Menoncello e Lorenzo Cannone. All'ala destra si conferma Ignazio Mendi, che fa il punto anche sulla match alla vigilia di questo importante confronto. È un'emozione bellissima, giocare questo tipo di partite, ovviamente che è la prima volta della Benetton, della squadra, in arrivare in Champions Cup, in ottavi di finale, quindi una partita importantissima per noi, ma la viviamo così, una partita in più, ovviamente con molta voglia di giocarla, quindi faremo il meglio di noi.
Dentro o fuori, una gara senza appello. In Francia il Benetton è pronto ad assaggiare le sensazioni della prima volta agli ottavi di Champions Cup in un turno eliminazione diretta che può regalare ai leoni una vittoria storica. Gli ultimi 2 trionfi in campionato hanno contribuito a irrobustire il morale, ma la Coppa è un'altra faccenda e gli avversari di primissimo piano. Ovviamente, come tutte le squadre francesi, Castres è una squadra molto fisica, con delle avanti forti e sono molto forti uno contro uno, quindi dobbiamo difendere loro e anche loro devono difendere noi ovviamente, quindi sarà una battaglia fisica e nell'aspetto mentale anche sarà molto importante. Insomma, pensare che sia una gara, punto e basta, senza il contorno pesante di cosa c'è in gioco e senza farsi intimorire dallo scendere in campo nella tana degli avversari. Ovviamente che sempre non è lo stesso giocare a casa o andare in trasferta, ma per noi la prepariamo uguale, andiamo con la mentalità di vincere e credo che abbiamo una squadra tanto forte per andare lì e vincere in Francia, che è molto difficile perché loro sono le squadre francesi si fanno forti a casa loro, quindi sarà una bella sfida e siamo pronti per affrontarla. Non sappiamo che tempo farà domani in Francia per la sfida del Benetton, ma possiamo dirvi che tempo farà nelle prossime ore, nel weekend e non solo, nella Marca. Lo facciamo come sempre con il generale Iannicelli. Permane un tipo di tempo variabile, tipico della primavera d'altronde, quindi niente di straordinario, però grazie alla presenza di un residuo di alta pressione ben visibile sulla carta del tempo abbiamo una certa stabilità, fermo restando questa variabilità che non dà fastidio più di tanto. Infatti prevediamo per domani un tipo di tempo quasi estivo, con cielo in prevalenza sereno e temperature alte. Per domenica vedete il sistema perturbato che è ancora ad ovest della nostra penisola, scorrerà sulle Alpi, darà qualche fenomeno lì in pianura difficile e poi scorrerà via. Quindi il tempo si stabilizzerà, fermo restando, ripeto ancora una volta, della variabilità per quasi tutta la prossima settimana. I venti sono deboli, di direzione variabile o qualche rinforzo e tendente poi temporaneamente a provenire da est. Le temperature, dicevamo, domani un tipo di tempo quasi estivo, minime 10-12 gradi, le massime oltre i 22 gradi all'ombra. Per domenica ecco un brusco calo delle temperature, un altro scherzo appunto di questa stagione. Le minime scendono a 3, 4, 5 gradi, le massime non andranno oltre i 12-13 gradi. Poi riguadagneranno valore lentamente e gradualmente nella prossima settimana. L'alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. E noi andiamo nel Bellunese. La cronaca in primo piano, l'autorità giudiziaria di Belluno ha infatti disposto la misura del divieto di avvicinamento con la posizione di braccialetto elettronico nei confronti di un 38enne di Arsiè, accusato di circonvenzione di incapace ai danni di una donna di 53 anni affetta da infermità mentale. La segnalazione alla polizia sulla condotta dell'uomo era stata presentata dall'amministratore di sostegno della donna, poiché in diverse occasioni aveva ricevuto dal cellulare della vittima messaggi anomali in cui venivano avanzate insistenti richieste circa la disposizione del patrimonio. L'attività di indagine svolta dalla squadra mobile di Belluno diretta da Cristina Rizzo ha consentito di individuare il 38enne, peraltro già noto per precedenti di polizia. E sempre di Arsiè è il 43enne che è stato pizzicato mentre coltivava in casa funghi allucinogeni e per questo è stato indagato per violazione delle norme in materia di stupefacenti. Il 43enne di Arsiè è finito nelle maglie di una lunga indagine della squadra mobile di Belluno che da mesi sta svolgendo attività di prevenzione e repressione dei reati legati alla droga. Nell'abitazione dell'uomo la polizia ha rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di funghi psicoattivi, li vedete nelle immagini, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. È stato destinato al sostegno della campagna di vaccinazione per i bambini in Uganda il risarcimento di 7 indagati per diffamazione online nei confronti del pediatra e infettivologo dell'Ulsuno Gian Giacomo Nicolini. Oggi vi racconterò le motivazioni per cui ho vaccinato i miei ragazzi contro il SARS-CoV-2 e per cui spero di riuscire a darvi delle indicazioni per vaccinare anche voi i vostri figli. Iniziava così il nostro servizio del 26 agosto 2021, eravamo in piena pandemia e la campagna vaccinale per contenere la diffusione del Covid si stava estendendo anche ai bambini. Nello svolgimento del suo servizio di pediatra e infettivologo dell'Ulse Dolomiti, il dottor Gian Giacomo Nicolini, in un video concordato con la direzione dell'azienda sanitaria, spiegò, dati alla mano, efficacia e sicurezza del vaccino a mRNA,
approvato per i bambini sopra i 12 anni. Il video venne postato nella pagina social dell'ULSS, il nostro servizio entrò nel canale YouTube. Migliaia di visualizzazioni, centinaia i commenti di apprezzamento, diversi però gli insulti rivolti al medico, minacciato anche personalmente. Minacce personali, anche minacce alla mia famiglia, per cui erano state situazioni sicuramente spiacevoli. Ricordo che avevo anche i carabinieri e le forze dell'ordine che passavano da casa spesso e volentieri chiedendomi com'era andata la notte. Si decise perciò di affrontare la situazione di petto proponendo denuncia a querela per diffamazione nei confronti degli haters. Ne furono individuati 10 e per 2 di questi il processo si aprirà il prossimo 29 aprile. I rimanenti 7, una persona nel frattempo è morta, decisero di patteggiare la pena. Il dottor Nicolini è stato fino ad ora risarcito con 8.000 euro. Il pediatra ha scelto di destinare quel denaro ad un progetto vaccinale dell'associazione Insieme si può in Uganda e l'iniziativa benefica è stata presentata al San Martino di Belluno. Non avevo nessuna intenzione di tenere per me quello che potevano essere il risarcimento economico dato per le motivazioni che conosciamo, ma di impiegarle in un progetto che non volesse essere un progetto di ricerca campato in aria o dato a un'associazione assolutamente ignota, ma un qualcosa di locale che si sviluppasse proprio per aiutare dei bambini diciamo in difficoltà. La campagna è già stata avviata in 2 tranche, la prima per 4.000 euro interessa quasi 8.000 bambini sottoposti al vaccino contro morbillo, rosolia e malaria, mentre la seconda riguarderà il vaccino contro il papillomavirus. Sosteniamo l'ultimo chilometro. Le vaccinazioni che arrivano spesso ai centri sanitari poi non riescono a raggiungere veramente gli ultimi degli ultimi, magari nei villaggi più dispersi. Questo progetto è prezioso perché ci riesce ad aiutare proprio nel raggiungere con un automezzo, un team medico e dei presidi sanitari a volte basilari, scontati, che purtroppo dall'altra parte del mondo non sono così scontati. È davvero il caso di dire che è una pena del contrappasso esemplare e che il risarcimento, diciamo, della diffamazione serva proprio per una campagna di vaccinazione. Restiamo però in tema Ulsuno, con un Ulsuno che in questo caso nel prossimo servizio tenta di correre ai ripari per un problema sollevato dagli utenti che protestano. Trovare parcheggio all'ospedale di Belluno è diventata un'impresa titanica. Quanto tempo hai impiegato per trovare il parcheggio? Qua il parcheggio non si trova a sta ora, non lo trova. C'è generarsi qua la macchina per andare al lavoro a Belluno. Oggi sono stata fortunata perché ho girato dentro, però normalmente è tanto faticoso, sì, purtroppo sì. Quanto tempo hai impiegato per trovare il parcheggio? Abbastanza, abbastanza. Ma da dove arriva? Da Valle di Cadore. Quindi hai dovuto partire anche in anticipo? Un po' sì. Bisogna vedere l'ora che arrivi. Se arrivi presto allora non c'è un problema, se no ci sono buchi fino a che si vuole. È un problema perché si fa fatica anche a rispettare gli orari di appuntamento dopo, ovviamente. Quindi bisogna partire in anticipo? Esattamente, sì, prendersi per tempo e dopo parcheggiare dove si riesce, perché tante volte non si trova appunto parcheggio. È quasi mezzogiorno e uno stallo libero con un po' di fortuna si riesce a trovare quasi subito, ma di norma al mattino parcheggiare a San Martino è impresa titanica. L'area di sosta è costantemente stracolma di auto e da qualche tempo le vetture vengono lasciate anche lungo la strada di accesso al pronto soccorso, oltre che al parcheggio del supermercato di rimpettaio dell'ospedale. Gli utenti sbottano, puntano il dito contro chi occupa gli stalli sin dalle prime ore del mattino per recarsi al lavoro, perché lì la sosta è gratuita e nessuno controlla. Ma la situazione presto potrebbe cambiare. Da tempo abbiamo installato la segnaletica, no? Che sta a prevedere che ci sarà una regolamentazione per quanto riguarda l'utilizzo dei parcheggi. Il piano per la sosta a tempo, 3 ore a disco orario, si legge sbirciando sotto la plastica che copre i cartelli, si sta affinando e potrebbe contribuire a garantire il parcheggio a chi va al San Martino per cure, esami o visita parenti. Dobbiamo renderci conto che l'area parcheggi dell'ospedale di Belluno non è, capiente per tutti quelli che vengono qui, questo deve essere ben chiaro. Per ora sembrano essere tramontate le idee di dotare il parcheggio di una sbarra e di prevedere il pagamento della sosta, come accade per l'accesso alla maggioranza degli ospedali veneti. In assenza pure di ipotesi di ampliamento del parcheggio, l'unica area verde limitrofa è privata. Per l'azienda sanitaria la strada è quella del dialogo. Si sta chiaramente sviluppando un dialogo molto costruttivo con il Comune, è un dialogo che è in atto da diverso tempo e che troverà sicuramente una sua definizione nel miglior modo possibile a vantaggio della comunità. Noi ci fermiamo qui, vi lascio al meteo, arrivederci.